è che ci sono sempre più professionisti che hanno effettivamente il gusto del bello, del design, del particolare, e mancano sempre più i tecnici, che sono quelli che traducono il progetto in prodotto, che è un po' quello che facciamo noi. Sempre in onda, il tuo video podcast disponibile in audio e video ovunque ascolti i tuoi podcast. Iscriviti al canale e rimani aggiornato sulle prossime uscite. E ci risiamo sempre in onda con un altro grandissimo personaggio che arriva da Manzano, nato a Udine il 14 giugno del 1971, segno zodiacale Gemelli, e lui si chiama Lorenzo Braida! Poi... Hai visto che presentazione? Presentazione incredibile, sei abituato sempre allo stadio, quindi è evidente che... Oh, io ci sono emozionato con te qui, perché averti è un grandissimo io di piacere. Senti, io ti definisco un imprenditore del settore dell'arredo, può andare bene questa definizione? Allora, a volte quando mi si dice che sono un imprenditore, dico sì, sono un microimprenditore. Micro? Come micro? Micro perché siamo piccolini, perché di fatto la nostra è un'azienda familiare, quindi... Che fa grandi cose, che adesso piano piano fa spoileriamo belle un po' tutto. Effettivamente facciamo belle cose e siamo molto soddisfatti. Ti senti Poi in realtà emozionato adesso? sono estremamente emozionato, molto emozionato. Intanto ringraziamo Romano Urbani che ti ha portato in questo fantastico studio di Sempre in Onda, e intanto invitiamo tutte le persone che ci stanno seguendo di seguirci, insomma, Esatto. Continuare a seguirci, ditelo agli altri, cliccate. Seguiteci, non state avanti, seguiteci. Avete capito? Dovete fare così, cliccate. cliccate. Di buono. Allora, questo personaggio è una figura un po' emblematica della resilienza e dell'evoluzione del distretto della Sedia, Esatto. del Manzanese. Esatto. Insomma, la tua resilienza ti ha portato a grandi risultati dopo. È la resilienza anche del settore in qualche modo, no? Quando io sono nato e cresciuto, io dico, in mezzo alle sedie, perché effettivamente nostro papà, mio e di mio fratello, ha iniziato l'attività, ha iniziato a lavorare nelle sedie a 14 anni, e poi quindi noi siamo cresciuti veramente con l'abitazione attaccata alla fabbrica, e quindi noi siamo cresciuti, quello era il nostro parco giochi. Quindi poi negli anni ho vissuto un po' tutte le dinamiche del distretto della Cioè, sedia. nato e cresciuto tra le sedie praticamente. Esatto. Io lo dico anche ai miei clienti, dico, sono nato in mezzo alle sedie, perché effettivamente l'ufficio di nostro papà è stata la nostra prima casa, quindi è proprio così. Senti, l'azienda attualmente la segui con tuo fratello Marco e con la sorella Elena? No, con mio fratello Marco. In realtà Elena è una collaboratrice. Ah, però sembra quasi tua sorella, perché voi avete creato questo clima familiare, no? Sì, effettivamente è così. È proprio un'azienda familiare a tutti gli effetti, perché comunque i collaboratori sono coinvolti non solo dal punto di vista professionale, ma direi anche proprio emotivo, perché cioè, viviamo insieme le varie fasi, le cose belle e le cose meno belle. Senti, allora facciamo così, torniamo un po' indietro negli anni, no? Ok. Il triangolo della sedia era chiacchieratissimo in tutto il mondo. Spiegaci cos'era veramente il triangolo della sedia, cosa comprendeva e dopo cosa è successo negli anni. Dunque, Purtroppo, era un'eccellenza che probabilmente non è stata neanche capita, non si è capito il valore che c'era proprio nel distretto, perché io ricordo appunto, essendo partito proprio da bambino, mio papà mi portava nelle fiere in Germania, in Francia, ovunque, quindi ho vissuto un po' tutto quel periodo lì. Si parla di che anni? Dunque, io ho cominciato a girare con lui, a fare le prime fiere che avevo 13-14 anni, Quindi i primi anni 80. parliamo anni 80, sì. E quindi ho vissuto un po' tutti questi passaggi, poi c'è stato il periodo d'oro, tra virgolette, di Promosedia, che era un po' il consorzio che promuoveva il made in Friuli in qualche modo, e che era veramente conosciuto in tutto il mondo. E poi effettivamente secondo me non si è capito che cosa avevamo in mano, non c'è stata probabilmente l'unione tra noi imprenditori, e quindi Ma qualcosa secondo ha te cosa è cominciato a mancata? La sfaldarsi. comunicazione? Secondo me è mancato un progetto che raccogliesse un po' tutte quelle che erano le competenze che c'erano all'interno del distretto, perché le competenze sono enormi, è difficilissimo trovarle in tutto il resto del mondo, però
Ci voleva secondo me un progetto più grande in qualche modo, in cui poi gli imprenditori avrebbero fatto il loro, come attualmente stanno ancora facendo, cioè diciamo che comunque il distretto è ancora un grandissimo valore, è ancora conosciuto nel mondo. Ovviamente sono molte meno aziende rispetto al 2000, Però voi siete sempre dei grandissimi ambasciatori che rappresentate questo territorio. Cioè, quanto orgoglio c'è rappresentare nel proprio lavoro il Friuli Venezia Giulia? Per me tantissimo, tantissimo, perché io quando vado all'estero, quando incontro clienti, la prima cosa che dico, arrivo dal distretto della Sedia. Perché Tutti sanno dov'è. in tanti lo sanno, ma magari in tanti sentono Manzano o San Giovanni, dicono ah sì, poi gli chiedi dov'è, sì, vicino a Milano, mi pare, no? Una volta Quindi, sono stato a Napoli. allora, questo triangolo, San Giovanni, Manzano, Corno di Rosazzo era il triangolo originario, certo. Dopodiché è diventato distretto perché sono entrati anche i comuni limitrofi. Che hanno portato ovviamente Senti, ma secondo te, se il distretto nasceva in questi anni, con questa grande comunicazione che fa anche il Friuli Venezia Giulia con il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, le cose sarebbero cambiate? Oh, domanda da... È difficile, sì, dirlo. molto difficile. Proviamo però a immaginarlo. Io penso più che altro ad adesso, il fatto che ci sia questo progetto, che al momento il mondo arredo non è presente, però sicuramente io credo che dovrà entrare anche il mondo arredo nel progetto di Io sono Friuli Venezia Giulia, perché è uno dei pilastri dell'economia friulana. Quindi mi auguro che possa essere quel progetto che forse è mancato tanti anni fa. Parliamo un pochettino di arredo, anche perché tutti a casa ultimamente hanno buon gusto, dai, cercano il consiglio, Dipende. cercano il professionista. Ah, c'è ancora chi non ha buon gusto, secondo te? Sì. Addirittura? Sì. Senti, cos'è che ti piace del tuo lavoro? Che consigli ti piace dare? A me piace innanzitutto entrare in contatto con culture diverse, cioè perché comunque negli anni, avendo viaggiato tanto, ti rendi conto che alla fine siamo tutti uguali, proveniamo da esperienze, da culture, da vissuti diversi, ma alla fine le sensibilità sono quelle ed è solo le divisioni che avvengono sono solo perché da qualche parte più in alto fa comodo mantenere delle divisioni. Però io non ho mai litigato con nessuno, ho avuto divergenze di opinioni con un sacco di persone. Beh, è giusto però confrontarsi, no? Ognuno aveva la sua cultura, difendeva la sua cultura ed era aperto ad accogliere l'altra. Questa è la cosa più bella in assoluto del mio lavoro. Ma quando si parla di arredo nelle case, esempio, lasciamo stare adesso i Deor magari, concentriamoci all'interno di un'abitazione, si pensa a cosa? La prima cosa deve essere? La cucina? La camera da letto? Allora, il bagno? Innanzitutto noi siamo prevalentemente focalizzati su hotel, ristoranti, navi da crociera. Questo è il nostro target. Per quanto riguarda la casa, le logiche sono diverse, per assurdo. Quindi non sono un professionista del design di interni, soprattutto per la casa. Ti posso dire che sono mondi che stanno comunicando sempre di più, perché di fatto anche l'hotel sta diventando quasi sempre non dico una seconda casa, ma comunque c'è una serie di servizi che ricordano il fatto di stare in casa. E quindi c'è questa commistione in qualche modo. Fammi un esempio dell'hotel o della nave da crociera. Cioè, cosa si pensa, la prima cosa? Allora, sicuramente anche lì ci sono mondi diversi. C'è il progettista che prevalentemente vede qualcosa di bello, cioè crea qualcosa di bello, quindi magari render, progetta, fa degli spazi accattivanti. Quindi diciamo che in questi 35-40 metri quadri deve esserci qualcosa di accattivante. Sì. Poi c'è la zona la hall, c'è il bar, ci sono tante zone diverse che naturalmente io parlavo solamente della camera, però giustamente ci sono più spazi da condividere dopo. Quindi in realtà i lavori sono molti, sì.
Quello che vedo è che ci sono sempre più professionisti che hanno effettivamente il gusto del bello, del design, del particolare, e mancano sempre più i tecnici, che sono quelli che traducono il progetto in prodotto. Sì, perché se dopo è bello ma non è funzionale è un bel problema, eh? Esatto, che è un po' quello che facciamo noi. Io a volte ci definisco dei traduttori, traduttori da progetto a prodotto. Cioè sei un sarto del tuo lavoro, possiamo dire così? Sì, visto che mia mamma era sarta... Ecco, gli cuci su misura, il vestitino adeguato. Esatto, esattamente così. Senti, papà e mamma, che valori ti hanno dato? Che valori ti hanno trasmesso? Cosa ti dicevano quando eri bambino? Quante pacche hai preso da bambino? Possiamo parlare anche di pacche? Pacche belle, quelle giuste, No, non tantissime, dai, ero abbastanza... Eri bravo allora, eri bravo. Sì, ho fatto anche le mie cose, ovviamente. Devo dire che mi hanno insegnato allora, due mondi completamente diversi. Mio papà molto... Secondo me ha vissuto in passato, delle vite precedenti era nato a Sparta, perché è uno di quelli del tipo o ci sei o non ci sei. Quindi, però diretto proprio, Sì, esatto, ma è un po' la sua generazione di fatto che era così, no? E quindi anche quando è stato il momento di entrare in azienda, servite, entrate, punto, cioè non c'era quel colloquio per dire... cosa ti piacerebbe fare, vorresti fare qualcos'altro, no, cioè entra in azienda che servi, punto, no? E devo dire che quella volta, in quegli anni anche un po' lo soffrivo, questa cosa qua, perché la sentivo come delle imposizioni, poi in realtà mi sono reso conto che con gli anni, quando proprio ci sono stati anche momenti difficili, pesanti, eccetera, il fatto di aver avuto una formazione di questo tipo qui mi ha consentito di superare degli ostacoli molto pesanti. Tra l'altro, a proposito di formazione, tu attualmente formi delle persone, Esatto, e lì forse entra in gioco invece mia mamma, perché mia mamma invece è una persona molto riflessiva, molto che ci tiene a capire tutte le cose, che va a fondo, e probabilmente ho preso quel lato lì da mia mamma, il fatto di voler comunicare, voler entrare in comunicazione effettiva, in empatia con le altre persone. Questo nel corso degli anni mi ha avvicinato alla formazione personale. Io ho cominciato nel 95, quindi 2 anni dopo che ero entrato in azienda ufficialmente, perché poi da bambino in realtà si lavorava già, ma non lo diciamo. Diciamo che già nel 95 sentivo questa necessità di completarmi, di capire qualcosa di più, quindi ho cominciato con qualche corso di formazione che non c'entrava niente con quello che era il mio mondo. Arrivavo dalla ragioneria e facevo corsi di vendita, cioè quindi era tutt'altra cosa. E dall'altra poi mi sono avvicinato alla formazione personale, al coaching, e ho cominciato a esplorare un po' un mondo che sembrava totalmente in contrapposizione con quello che facevo. In realtà è un po' diventata la guida della nostra azienda. Quindi ti gratifica questa cosa? Ti piace? Mi gratifica molto. Noi nel 2020, proprio nel momento più duro, uno dei momenti più duri della nostra storia, quindi la pandemia e quant'altro, abbiamo preso una decisione di diventare società benefit, e come società benefit ci siamo impegnati a fare una serie di attività per il territorio, con le scuole, con le associazioni. Quindi abbiamo cominciato a lavorare, e devo dire che tutto il mio background che avevo accumulato gli anni prima, proprio in questa mia formazione personale, è tornata estremamente utile, perché mi sono appassionato proprio a fare questa attività con le scuole. Quindi diciamo che il Covid comunque ti lascia un bel ricordo alla fine. Cioè, c'è stato questo passaggio che, sì, insomma, è un passaggio che dà positività, ti ha dato positività. Sì, esatto, perché è stato un momento di disperazione totale, come gran parte delle persone, ovviamente. Non eravamo... Visto che si parlava di positivi, però la positività è stata nel lavoro, dai. Sì, abbiamo dato un altro scopo a quello che facevamo, perché da lì arrivano anche delle domande molto grandi, no? Qual era la domanda più ricorrente che ti facevi in quel periodo?
Ma ce n'erano alcune. In particolare dicevo, ok, cosa c'è di buono nel fare sedie? Alla fine faccio sedie, faccio degli oggetti Giusto. consumo energia, consumo materiale. Domanda lecita. Esatto, no? E quindi poi anche ti fai una domanda, dici, ok, cosa lascio ai miei figli? Io ne ho 3, quindi insomma... Che salutiamo. Che salutiamo. Non hanno in azienda? O hanno In preso azienda- altre strade? In azienda no, li sto lasciando liberi di fare il Giusto, loro bravo, percorso. complimenti. Quindi, diciamo, ho imparato un po'... La lezione. Sì, esatto. Quindi anche che cosa lascio di buono ai figli e come posso anche capitalizzare l'esperienza che ho avuto, quelle positive e quelle negative. Perché se siamo passati qui, cioè se passiamo in questo mondo e non lasciamo niente, vuol dire che insomma abbiamo solo sporcato, dice qualcuno, e basta. Giusto. Quindi da queste domande è nata proprio quella che è diventata la nostra vision, di fatto, quindi creare qualcosa di buono e concreto per e con le nuove generazioni. Da lì per noi è diventato il nostro stella polare e quindi sì facciamo sedie, continuiamo a fare sedie, però lo facciamo con intanto logiche di sostenibilità molto Consapevolezza, quindi, applicata, no? concreta, facile, spesso riuso dei materiali, spesso facile manutenzione, perché il prodotto duri di più a lungo, quindi non ci interessa. Come una volta, Ci Esatto. sono le sedie di mia nonna che sono ancora integre e intatte. Esattamente come una volta. Però di quelle pataffate se mi dondolavo sulla sedia. Che belle quelle pataffate della nonna, me le ricordo ancora. Sentiamo così, qual è invece una seduta, no? Un po' iconica per voi, quella che vi rappresenta di più? Ce n'è una? Ha un nome? Allora, ce ne sono diverse. Una, forse il mio più bel ricordo è una sedia che avevamo chiamato Ingrid allora, perché era stata disegnata da un... Io te la faccio disegnare, mentre me ne parli, Oh, no, disegna guarda, qua, dai. sul disegno, prova, guarda. prova. No, lasciamo stare, dai, Devo chiamare mio prova, fratello, devo prova. chiamare mio fratello. Sì, allora salutiamo il fratello, prossimamente devi No, non disegnare. vorrei rovinare qualcosa che... Va bene, io ci ho provato, Ognuno il suo, la Ingrid comunque. Ingrid, perché era stata disegnata da un designer norvegese, Jan Sabro, che è una persona incredibile, solo lui meriterebbe, io credo, un'enciclopedia di quello che è riuscito a fare. Quindi veniva spesso in Friuli Venezia Giulia? Lui è capitato, partito dalla Norvegia che aveva 40 anni, proprio senza la minima idea di dove andare, se non di venire a Manzano a disegnare sedie. Che spettacolo! Perché in Norvegia aveva lavorato in un negozio di arredamento, aveva capito che le sedie arrivavano da Manzano e quando è rimasto, diciamo, a piedi a livello anche personale, professionale, ha detto vado a Manzano e vado lì a... Come l'avete intercettato? È venuto subito da voi o siete stati voi bravi a intercettarlo? Lui girava per le aziende del Manzanese con una borsa di plastica al cui interno aveva dei modellini di sedie fatti in balsa che faceva lui. Spettacolo! E girava fabbrica per fabbrica e diceva questo. Quella volta nessuno parlava inglese, dei titolari. Quindi ha perseverato anche lui. E quindi era considerato quasi un disperato perché si presentava anche male, cioè non era il professionista cioè era proprio molto basico, diciamo così. Però mio papà è stato colpito dalle sue idee e ha capito che era anche in difficoltà e un giorno gli ha detto guarda, facciamo così, io ho visto che hai delle belle idee, ti manca la parte Gliel'ha detto in tecnica. italiano, gliel'ha detto? Avete provato C'era un traduttore? mio fratello che faceva la traduzione. Hai delle belle idee, vedo che hai delle qualità importanti, ti assumiamo in azienda e nel frattempo disegni per noi e creiamo qualcosa di nuovo. Beh, complimenti, queste sono delle belle storie. Io veramente faccio un applauso, anche Romano deve fare un applauso, dietro le quinte. Complimenti. Qua il tempo sta per scadere. Romano mi ha detto, Poma, mi raccomando il tempo, io ti riaspetto qua perché abbiamo tanto ancora da raccontarci. Guarda, ne ho un Va po' bene. di cose. Immagino, qual è il tuo sogno nel cassetto comunque?
Ma adesso sto lavorando, come ti ho detto, gli ultimi anni in particolare sulla parte della formazione, nel continuare a fare attività con le scuole. Adesso proprio recentemente, ieri, ho avuto anche una nuova abilitazione per poter portare delle logiche di orientamento all'interno delle scuole, in particolare delle quarte superiori. Senti, complimenti. Quindi mi piace proseguire anche in questa direzione. Io ti auguro di proseguire tantissimo, di insegnare tantissimo, di raccontare la storia del norvegese, che è una storia molto importante. Intanto io ti faccio fare una bella dedica qua, Dedicami quello che vuoi, senza disegnini, usa il colore che vuoi, insomma. Ho visto che il blu ti piace tantissimo e intanto che tu mi dedichi qualcosa, invito tutte le persone a continuare a seguirci, mi raccomando, se no Romano si arrabbia, quindi seguite tutti i canali di Sempre in Onda, ditelo anche agli altri, anche perché così ci potete ascoltare anche in macchina, insomma, nel vostro tempo libero. E adesso, mentre lui mi dedica ancora qualcosa, il grandissimo Braida, cognome molto importante per il nostro territorio, io ti chiedo anche, ti piace ascoltare la musica? Assolutamente sì. Cosa ti piace ascoltare? Allora, devo dire che ho poca scelta in genere perché i miei figli dominano su Dominano. questo. Però cosa ti piace ascoltare e canticchiare magari? Allora, la canzone che a me piace di più è Don't Stop Me Now dei Queen, perché... Vai, cantiamola insieme, vai, io... Oh, no! Ti faccio... Vai! Da dove parto? Ma da dove vuole lei? Don't Stop Me Now! Grande il nostro Braida, Lorenzo, vai, finisci la dedica, è stato bravissimo, anche perché la musica è sempre vita, quindi va sempre ascoltata e condivisa. Intanto, grazie per avermi fatto emozionare nel raccontare la mia storia, noi ci siamo emozionati per te, manca la tua firma mi raccomando, e mi raccomando a voi, rimanete sempre in onda, perché la prossima storia potrebbe essere la vostra. Grazie signor Braida e ci saluti tutti a casa, cliccate, fate e mi raccomando, sempre in onda. Sempre in Onda ti dà appuntamento al prossimo episodio.